Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Maxi operazione antimafia nell'Agrigentino, 23 arresti da azioni intimidatorie fino alla scoperta di una vera e propria guerra tra i clan di Porto Empedocle e Agrigento Villa Seta. Tra i fermati anche il vivandiere di Giovanni Brusca. Caltanissetta, una casa di riposo degli orrori, con anziani offesi legati ai letti o lasciati svestiti tra i loro escrementi. 9 gli arresti. Palermo, la Vucciria teatro del caos, tra risse, violenza, alcol e feriti. I residenti sono stanchi, cerchiamo aiuto, qui è un inferno. Allo Sperone si prepara un Natale difficile per la condizione di povertà dei cittadini. A Catania per riabbracciare gli uomini e le donne che lo hanno accolto dopo il viaggio della speranza. Sicilia 24 parla a Fofana, la sua storia ha ispirato il film candidato agli Oscar Io Capitano. Assegnato a Mediaset l'evento televisivo del Capodanno in diretta da Catania, promosso dalla Regione. La festa in piazza sarà trasmessa su Canale 5. Catania, una giornata di festa e di gioco per 150 ragazzi di Librino e minori stranieri. Tante le storie di inclusione nel centro educativo di Villa Fazio, bene confiscato alla mafia. Calcio, il Catania al lavoro da ieri in vista della gara interna con il Sorrento. La squadra di Toscano punta a riscattare la sconfitta col Potenza. Da oggi in gruppo il nuovo portiere Alessandro Farroni. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale con il servizio legato alla vasta operazione antimafia condotta nell'Agrigentino. È stata sventata una vera e propria guerra fra i clan per la contesa del territorio. Il duro colpo è della DDA di Palermo alle famiglie mafiose di Porto Empedocle e di Agrigento Villa Seta. Sono 23 gli arresti, sentiamo Davide Sardo. Spari nelle notti contro auto e case. Fra Agrigento e Porto Empedocle queste notti agitate non sono passate inosservate ai carabinieri e così, dopo indagini che si sono avvalse di illuminanti intercettazioni, è emerso il quadro di una faida tra famiglie mafiose. E guerra, si ammazzano fra loro, si sente in un dialogo intercettato. Oggi il mega blitz del comando provinciale dei carabinieri, disposto dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, che ha portato all'arresto di 23 persone tra agrigentini e nisseni, accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di droga, detenzione ai fini di spaccio, tentata estorsione e associazione mafiosa. Contestati anche diversi danneggiamenti, ma anche il favoreggiamento personale. I provvedimenti sono stati notificati ad Agrigento, Porto Empedocle, Favara e Canicattì, ma anche a Gela. Tra i fermati anche il favarese Domenico Blando, l'uomo che curò la latitanza di Giovanni Brusca a Cannatello, e Fabrizio Messina, ritenuto il boss di Cosa Nostra a Porto Empedocle. Colpito anche il clan di Villa Seta, al cui vertice vi sarebbe Pietro Capraro, già inquisito per mafia. Anni addietro il collaboratore di giustizia di Favara, Giuseppe 40, raccontò che in Cosa Nostra Agrigentina vi sono ancora 2 schieramenti che riflettono i bellicosi di Rina e i moderati di Provenzano. Il primo è dei Fragapane di Santa Elisabetta e l'altro è tracciato da Giuseppe Falsoni in Campo Vero di Licata, e i 2 gruppi si sono già scontrati con raffiche di omicidi. La procura antimafia di Palermo ha chiesto 8 anni di reclusione per Martina Gentile, figlia della maestra di Campobello di Mazzara, Laura Bonafede, già condannata per associazione mafiosa, braccio operativo nella latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Per la Gentile, figlia dell'ergastolano Salvatore Gentile, l'accusa è di favoreggiamento e procurata in osservanza della pena. Adesso ci spostiamo a Caltanissetta, una casa di riposo degli orrori, con anziani offesi, legati al letto, lasciati nudi tra i propri escrementi. Sono 9 le persone arrestate, 6 sono finite in carcere, 3 ai domiciliari. Il servizio è di Rita Cinardi. Sono 9 gli arrestati della casa di riposo Santa Chiara di Caltanissetta con l'accusa di maltrattamenti e sequestro di persona, con l'aggravante di aver agito per futili motivi e nei confronti di persone anziane, spesso malate, che non potevano difendersi. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, le 2 titolari della società che gestivano la casa di riposo sarebbero state consapevoli dello stato di abbandono in cui versavano gli ospiti della struttura e della carente gestione dei servizi, ma non avrebbero adottato alcun provvedimento. Gli altri, tutti operatori sociosanitari,
sanitari sono accusati invece di aver maltrattato gli anziani utilizzando nei loro confronti un linguaggio offensivo, minaccioso, volgare, schernendoli per la loro incontinenza. Secondo quanto documentato dalle immagini dei carabinieri, spesso i malati venivano lasciati nudi tra feci e urine e offesi perché non riuscivano a controllarsi. Alcuni operatori avrebbero anche tenuto bloccati gli anziani sui letti per diverse ore con dei mezzi di contenimento, tra i quali delle tute che rendevano impossibile ogni movimento, con l'aggravante, secondo quanto si legge nell'ordinanza, di aver agito per motivi abietti e futili, consistiti nel fastidio di dover continuamente monitorare i bisogni fisici e le esigenze degli anziani ospiti e quindi nella impossibilità di poter riposare in orario notturno senza essere disturbati. Inoltre si trattava di anziani spesso non autosufficienti. I fatti sarebbero venuti soprattutto in orario notturno, quando per i familiari sarebbe stato impossibile accorgersi di quanto accadeva. In un'occasione, secondo quanto documentato dai carabinieri, sarebbe stato praticato anche un clistera ad un anziano, cui furono provocate acute sofferenze e fuoriuscita di sangue, dopodiché sarebbe rimasto bloccato a letto per ore con gli operatori incuranti delle urla di dolore. E adesso ci spostiamo a Palermo, nel quartiere della Vucciria, che è diventato teatro del caos assoluto tra risse, violenza, alcol e feriti. I residenti si dichiarano davvero stanchi e dicono: cerchiamo aiuto perché qui è un inferno. Marco Gullà. La Vucciria, teatro di caos, l'accoltellamento del 29enne bengalese da parte del turista americano in carcere con l'accusa di tentato omicidio riaccende i riflettori sulla sicurezza in centro storico. I residenti sono esasperati e chiedono una soluzione definitiva, una riqualificazione della zona. Siamo stanchi di una situazione che ormai sta prendendo una brutta piega. Nel senso che la Vucciria ormai è diventato un teatro di guerra, un teatro di stupefacenti, alcol, liti, discoteche a cielo aperto, discariche a cielo aperto. Ormai la Vucciria sta diventando invivibile. Infatti chiediamo quali sono state le iniziative prese dal governo comunale e locale, che non sta avendo alcun effetto. Risse, violenza, alcol venduto a basso prezzo. Chiediamo più presenza dello Stato, più presenza del governo locale, più presenza delle forze di polizia che a chiamata neanche intervengono. Ormai siamo rassegnati, siamo stanchi, perché la chiamata al numero unico delle emergenze non ha nessun effetto. Oggi la convalida del fermo per il turista americano, ancora mistero sul movente, perché il 23enne ha accoltellato il ragazzo bengalese. La causa si debba ricercare su quello che è il teatro notturno della Vucciria, ad iniziare dal commercio di stupefacenti. Bisogna cercare la motivazione di questo accoltellamento, perché un turista americano che viene in vacanza in Sicilia e si va a divertire durante la notte alla Vucciria non penso che voglia accoltellare un bengalese. E qui infatti non è il palermitano solamente che spaccia, qua lo spaccio viene affidato anche alla gente straniera, quindi bisogna ricercare quella che è stata la motivazione dell'accoltellamento e forse lì si comincerà a capire tutto il resto. La condanna a 4 anni e mezzo per Don Rugolo, accusato di violenza sessuale continuata, ha scoperchiato un inquietante scenario di abusi nella diocesi di Piazza Armerina, in un triangolo nero che tocca Enna, Gela e altre parrocchie. Gerry Italia. Il caso di Don Rugolo, condannato a 4 anni e mezzo per aver esercitato violenze fisiche e psicologiche su una vittima per oltre 4 anni, potrebbe essere solo la punta di un iceberg che scuote dalle fondamenta la diocesi di Piazza Armerina. Oltre alla condanna per quanto subito da Antonio Messina, il sacerdote è accusato di abusi su altri 2 minorenni. Il processo ha così aperto uno squarcio su una rete di abusi che scuote l'intera diocesi in un triangolo nero tra Enna, Gela e Piazza Armerina. Intercettazioni ambientali rivelano che lo stesso vescovo Gisana avrebbe parlato di un prete della diocesi, accusato di abusi su una minore e successivamente trasferito senza alcuna conseguenza. Chiaramente finché non viene fuori, io non ci posso dire a chi sto della panzemia, però io mi chiedo perché chi sto a 60 anni e riesce ad uscirne a galla da tutte le cose che combina e ha combinato. Il suo povero picciotto a 37 anni, 38 anni ci è successo di dove ci è successo.
Ed è proprio a Gela che la situazione sembra fuori controllo. Nel 2020 prende il via un procedimento a carico di un militare gelese molto attivo nella chiesa madre cittadina per violenza sessuale su minore, oggi ancora pendente innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta. Da questo procedimento vengono fuori altri 2 casi di violenza sessuale a danno di minori, il primo ad opera di un catechista formatore presso la stessa chiesa madre che avrebbe abusato di un ragazzino dai 12 ai 18 anni, rinviato a giudizio dal GIP del Tribunale di Gela. Nel novembre del 2021 viene poi arrestato dalla Polizia di Stato un altro catechista di Gela, attivo in una parrocchia della periferia cittadina, con l'accusa di violenza sessuale su una minore. Una serie di episodi che richiedono chiarezza e trasparenza, mentre la giustizia continua il suo lavoro su una vicenda che sta sconvolgendo l'intera comunità. Ci spostiamo all'argomento che abbiamo tanto discusso nei nostri telegiornali della crisi idrica in Sicilia. L'acqua di un pozzo non arriva a Caltanissetta, che continua ad alimentarsi dall'Ancipa. In agitazione le comunità dell'Ennese dipendenti dall'invaso. A Palermo intanto stop al razionamento durante le feste. Luca Ciliberti. C'è un pozzo che non funziona e che non riesce a fornire il corretto quantitativo di acqua ai comuni nisseni, che dunque non riescono a staccarsi dalla diga Ancipa. La questione mette in agitazione le comunità ennesi, che invece sono completamente dipendenti dall'Ancipa. L'accordo con la regione prevedeva infatti che l'invaso sarebbe stato destinato solo a Troina, Nicosia, Cerami, Gagliano e Sperlinga, poiché privi di fonti idriche alternative, ma solo dopo che Caltanissetta e San Cataldo fossero stati collegati alla condotta Bluffi e quindi ai pozzi del Nisseno. E come se non bastasse, proprio Caltanissetta avrebbe chiesto di abbassare i giorni di turnazione da 6 a 5. Il bypass è stato realizzato, ma i problemi al pozzo alternativo restano. Protestano in questa situazione anche i cittadini di Enna, riuniti nel comitato Enna Senz'Acqua. I pozzi sono stati scavati o meno? Quanti sono? Stanno rifornendo la nostra città oppure no? Si è alla ricerca di altri pozzi oppure no? Insomma, c'è poca chiarezza e questo ci lascia immaginare che probabilmente o ci sono cose che non si possono dire o che si vive alla giornata e si percorre una idea senza strategie a lungo termine o a lunghissimo termine, certamente senza strategie per la prossima estate. E poi c'è un problema strutturale di carenza idrica. L'Ancipa attualmente contiene 1/5 di metri cubi di acqua rispetto all'anno precedente. Il razionamento dovrebbe servire, in questo periodo di piogge, a consentire che l'invaso si riempi in prospettiva della stagione calda. Va meglio invece a Palermo, dove dal 23 dicembre al 1 gennaio del 2025 l'AMAP sospenderà il piano straordinario di razionamento idrico, un provvedimento comunicato dalla cabina di regia istituita dalla regione siciliana che serve a mitigare ogni possibile disagio dei cittadini durante le festività natalizie. Festività natalizie che non saranno all'insegna della gioia probabilmente per tante famiglie palermitane che vivono nel quartiere dello Sperone. In tanti non hanno nemmeno la bombola per cucinare. L'allarme è lanciato dal parroco del quartiere palermitano, lo ha raccolto per noi Marco Gullà. Quartiere Sperone di Palermo, la disoccupazione che va a braccetto con la povertà. Per molte famiglie del quartiere palermitano sarà un Natale all'insegna delle preoccupazioni. Incontriamo Don Ugo Di Marzo, parroco dello Sperone. La chiesa è un punto di riferimento per tante famiglie che hanno difficoltà quotidiane. Un Natale sicuramente in famiglia come tutti, ma un Natale anche complicato. C'è precarietà, c'è povertà in alcuni casi anche estrema, c'è chi neanche ha la bombola per cucinare ancora nel 2024. Questo ci fa riflettere. Il crollo dei sussidi senza un'alternativa valida ha creato tanta confusione. La Chiesa fa quel che può, aiuti e beneficenza, ma il più delle volte non basta. Il vero problema è che l'ascensore sociale continua a non salire. Si viene, si fa un'attività, si porta qualcosa, si fa un progetto e poi tanta gente non può salire quell'ascensore sociale che rimane ai piani alti e non dà spazio a questa gente di salire al livello degli altri. Un ascensore fermo per tante famiglie del quartiere. Proprio in questi giorni ho saputo, ed è proprio qui nel mio ufficio in questo momento, di una famiglia che da 5 giorni non ha la bombola e non può cucinare. Hanno mangiato freddo, sono lavati con l'acqua fredda, non hanno materialmente il gas in casa. L'ho scoperto per caso, li ho contattati, adesso li stiamo incontrando appunto per sistemare la situazione e dargli una mano per quello che è possibile, perché ripeto, la parrocchia non ha grandissime risorse. Noi siamo sotto in banca oggi di circa 40.000 euro ed è pesante, però siamo stabilmente sotto e questo già è una grazia, quindi continuiamo a fare quello che dobbiamo fare perché è importante, perché è giusto, perché il Natale per tutti deve essere Natale per ogni famiglia.
E sarà un Natale tra le persone che lo hanno accolto e lo hanno aiutato dopo il suo viaggio della speranza. È tornato a Catania, Fofana, l'uomo la cui storia ha ispirato il film pluripremiato appunto di Matteo Garrone, Io Capitano. Lo ha incontrato per noi Eva Spampinato. Catania farà parte della mia vita per sempre. È tornato a Catania per passare le feste con la sua famiglia, una famiglia acquisita che però ha avuto un valore fondamentale per la sua intera esistenza. Lui è Fofana ed è il migrante che ha ispirato il pluripremiato film di Matteo Garrone, Io Capitano, che ha rappresentato l'Italia anche ai premi Oscar americani. For Best International Feature Film, Io Capitano, Italy. Dopo tantissimi anni mi trovo di nuovo secondo a casa mia, mi trovo tutta la famiglia che mi mancava tantissimi anni. Fofana è arrivato a Catania quando aveva 16 anni, dopo il viaggio che adesso tutto il mondo conosce. Qui ha incontrato gli angeli dell'associazione Prospettive e grazie a loro ha frequentato le scuole. Dal 2019 vive in Belgio, dove lavora nel reparto logistico dell'aeroporto di Liegi. Ha una figlia di 4 anni e mezzo e anche se gli manca tremendamente il sole di Catania, può dire di avere una vita completa. Grazie al sostegno degli uomini e delle donne di Prospettive, ma anche grazie alla sua forza di volontà. Anche io ho mostrato che la motivazione, tutto quello che volevo fare, quindi hanno mi accompagnato con il desiderio che io volevo fare e io voglio andare sempre avanti. Garrone ha puntato un riflettore sulle storie dei migranti, su quello che c'è dietro ai numeri, ma nulla è cambiato. L'unica cosa che mi fa ancora male è questo, perché la nostra storia di Io Capitano parla di 10 anni fa, quindi 10 anni fa fino ad ora niente è cambiato, è sempre più peggio, quindi fa sempre più peggio e spero che un giorno arriviamo a trovare una soluzione per questo massacro degli umani. Senti, ma Matteo Garrone ogni tanto lo senti? Sì, anche l'altro ieri che ho parlato, perché lui lo sa ora che sono qua a Catania e è stato molto contento che finalmente sono tornato a casa mia. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per parlarvi di come sarà il Capodanno televisivo in diretta appunto nazionale da Piazza Duomo di Catania. A tra poco. Siamo tornati in studio, assegnato a Mediaset l'evento televisivo in diretta da Catania per quello che riguarda il Capodanno, l'evento promosso dalla Regione. La festa in piazza sarà trasmessa da Canale 5, il servizio. Il Capodanno di Catania sarà trasmesso in diretta su Mediaset. La notizia era nell'aria da settimane, ma adesso è arrivata l'ufficialità. Conclusa la manifestazione di interesse, la Regione ha comunicato di aver affidato a Mediaset il servizio per la realizzazione e messa in onda in diretta televisiva su Canale 5 del format Capodanno 2025, essendo stato l'unico operatore che aveva risposto all'avviso pubblicato dal Dipartimento regionale del turismo lo scorso 26 novembre. Il costo dell'operazione chiavi in mano è di 1,5 milioni di euro esclusa IVA, rimodulato rispetto alla proposta iniziale da parte di Mediaset che aveva chiesto 2.450.000 euro. Oltre alla diretta televisiva, il format sarà trasmesso anche su Radio 105 e sarà pubblicizzato con la trasmissione di 88 spot autopromozionali. Nella manifestazione di interesse, la Regione chiedeva espressamente che fosse individuata come sede dell'evento una piazza di una delle 3 città metropolitane dell'isola e che la proposta prevedesse ampia ed espressa comunicazione pubblicitaria del brand Sicilia in tutta Italia. Bocche cucite sul cast artistico, che sarà reso noto dall'amministrazione comunale nei prossimi giorni. La Regione ha chiesto di rimodulare gli ospiti della trasmissione che sembra conterrà la partecipazione di numerosi artisti provenienti dai talent Mediaset e di alcuni personaggi mainstream più noti al grande pubblico. Il progetto, spiegano dalla Regione siciliana, rientra nell'ambito delle iniziative del programma triennale di sviluppo turistico regionale per potenziare l'offerta turistico-culturale del capoluogo etneo con un potenziale pubblico di milioni di telespettatori. Restiamo a Catania, è stata una giornata di festa, di gioco per 150 ragazzi a Librino, tante le storie di inclusione nel centro educativo Villa Fazio Bene, confiscato alla mafia. Giusy Lazzara.
È come una seconda casa per i ragazzi di Librino che partecipano alle attività del centro educativo di Villa Fazio di Catania. In questo bene confiscato alla mafia oggi del comune è una giornata di festa che accoglie più di 150 giovani del quartiere e minori stranieri. Giocano e si divertono nei tornei di pallacanestro e di calcio. Librino, un po' tutti lo descrivono tipo un quartiere pericoloso, però io lo vedo un quartiere come tutti. Quando vieni qua cosa fai? Cosa fai con le tue compagne? Giochiamo a rugby, a calcio. E nessuno vuole rinunciare a giocare e partecipare alle attività. Questa mattina mi ha chiamato la mamma di una bambina per dirmi che sua figlia sarebbe andata a trovare il papà in carcere perché era una giornata dedicata ai saluti natalizi, ma che avrebbe trascorso poco tempo perché voleva stare con la sua famiglia in questa giornata particolare, quindi ha deciso di stare un'oretta col papà e di raggiungerci qui per questa giornata che non voleva perdersi. Educazione inclusiva è la mission di tutte le associazioni presenti a Librino del consorzio Il Solco, che da anni educano al rispetto e alla legalità i bambini e le bambine del quartiere. A Villa Fazio ogni giorno i volontari sono presenti per gli eventi sportivi, laboratori artistici, musicali e attività di doposcuola. L'incontro con Papa Francesco dello Studio Teologico di Catania è il messaggio del Pontefice ai docenti e studenti del San Paolo. Al centro di Sicilia 24 Focus di oggi, dopo il nostro telegiornale su Telecolor alle 14.30, ospiti di Adelaide Barbagallo, padre Antonino Sapuppo, preside dello Studio Teologico, con i contributi del cardinale Paolo Romeo, del presidente della Cesi Antonino Raspanti, dell'arcivescovo di Catania Luigi Renna e del direttore del seminario interdiocesano di Catania Don Salvo Cubito. Potete intervenire con un messaggio al 342 745 5005, trasmissione in streaming anche sulla Sicilia web.it. Noi ci fermiamo, un'altra pausa e poi il calcio. Siamo al calcio. Catania, da oggi in gruppo il nuovo portiere Farroni in casa rossazzurra, tanta voglia di riscattare la brutta sconfitta interna con il Potenza. Domenica al Massimino arriva il Sorrento. Francesco Triolo. Non c'è tempo per recriminare, occorre rialzarsi subito e dare un segnale. Quello che il Catania c'è. La partita contro il Sorrento di domenica al Massimino diventa un crocevia proprio alla vigilia della sosta del campionato per le festività natalizie. La sconfitta interna contro il Potenza ha lasciato il segno, la squadra è tornata subito ad allenarsi, un modo per testimoniare anche la voglia di lavorare e riscattarsi. Toscano deve valutare diverse situazioni dei singoli in vista della prossima partita, a cominciare dalle condizioni di Castellini, che potrebbe tornare a pieno regime in una difesa tutta da ricostruire, così come Inglese, che la scorsa settimana si è allenato col contagocce. Le notizie dell'infermeria infatti non sono state buone. Beters e Di Gennaro oggi saranno operati a Villa Stuart a Roma, il portiere per una lesione ai legamenti della caviglia destra e il difensore per la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Entrambi dovranno restare fermi per qualche tempo e ovviamente salteranno l'ultima partita del 2024, quella proprio di domenica in casa contro il Sorrento. Per sopperire all'emergenza tra i pali, il Catania ha ingaggiato Alessandro Farroni, 27 anni, ex Alessandria. Farroni potrà essere inserito immediatamente nella lista dei 23, visto che il regolamento non prevede limitazioni per quanto riguarda i movimenti. Era alla Vies Pesaro, ma si è svincolato alla fine di agosto in coincidenza con l'avvio del campionato. Detto questo, Toscano dovrà lavorare anche sulla mente dei suoi giocatori, che hanno subito una bella batosta con la sconfitta di domenica scorsa, proprio nel momento in cui sembrava che tutti i pezzi del puzzle si stavano mettendo a posto e il Catania potesse lanciarsi nelle zone alte della classifica. Il telegiornale finisce qui, prossimo appuntamento con l'informazione alle 19. Vi lascio con Adelaide Barbagallo con Sicilia 24 Focus.